Portoviro, 23esima edizione di Fiera del Libro e siamo con Chiara Bavolenta e Francesca Pregnolato. Chiara, innanzitutto quarto giorno, come sta andando questa fiera? Buonasera a tutti e grazie a Leandro che è sempre qua presente anche lui con noi. È stata diciamo una vera scoperta, perché il mondo fantastico del fantastico, che era proprio il senso della Fiera del Libro, ha riscosso notevole successo, specialmente con le scuole, e devo ringraziare proprio le maestre, l'Istituto Comprensivo del preside dirigente Beltrame, che ha dato l'opportunità a tutte le scuole di essere presenti in questa Fiera del Libro e ad assistere e ad ascoltare le favole che erano state scelte dalla Proloco di Contarina con le volontarie, e quindi si sono immersi i bambini e gli insegnanti in un mondo fantastico. Tutti sono ritornati un po' bambini. Ecco, dal vostro osservatorio, chiedo a Francesca, i ragazzi, i giovani, si stanno avvicinando alla lettura in un momento digitale che tutti contestano, che si legge poco e la cultura la stiamo abbandonando. Secondo voi? Allora, buonasera a tutti. Secondo me sì, c'è un ritorno alla lettura, per fortuna direi. In un mondo diventato ormai social, i giovani hanno trovato un espediente che è il BookTok, ovvero questo social che lo troviamo in una piattaforma che può essere Instagram, che può essere altri social, in modo da stimolare la lettura. I vari giovani vanno a leggere i libri e li presentano, li recensiscono a modo loro, in modo simpatico, divertente, e questo sta veramente avendo molto successo tra il pubblico più giovane. E vediamo anche, proprio come ha detto la mia collega Chiara, che i bambini vengono al mattino accompagnati appunto dalle loro docenti, maestre, e poi al pomeriggio ritornano con i genitori a cercare il libro che magari gli era interessato. Quindi sì, c'è un ritorno alla lettura, per fortuna. Ecco, a questo punto, come sempre, complimenti a Portoviro, 23esima edizione, ma soprattutto credere molto nella cultura, e questo vi fa specie. Bravi? Grazie. Anche perché il libro aiuta a crescere e specialmente alla mente essere aperta, specialmente ai nostri piccoli che saranno il futuro della nostra società. Assolutamente sì, vero.